Una nuova commedia che riproporrete al Teatro Costa Bianca il giorno 6 agosto, di cosa parla e chi sono gli attori principali, che aspettative avete anche su questo spettacolo? Ma diciamo che dopo tutto il periodo antipatico che abbiamo passato, 4 risate ci stanno bene e vi posso garantire che Si capitasse a Tia è una commedia brillante di Nino Di Maria, molto bella, esilarante, e se ne vedranno delle belle. Un sindaco alle prese con situazioni familiari particolari, e lui, che era un uomo dalle vedute moderne, dovrà ricredersi. Infatti il fratello glielo dice: si capitasse a Tia, che succede? E questo è tutto. È una bella commedia, sinceramente è una bella commedia, spero che chi verrà a vederla si possa divertire, perché si ride dall'inizio alla fine. I protagonisti e gli attori sono gente che conosciamo tutti, da Alfio Ruzzo che ha curato la regia, Anna Polimeni che fa la moglie, Silvia Butticè, Maria Fandauzzo, Gero Ferlisi, Leandro Vasco, Luana Gallo, Maurizio Lucera, un bel cast di attori che speriamo di fare divertire e divertirci noi stessi. Qua, come al solito, facciamo le prove nel nostro cortile della Concordia, per cui ci divertiamo. Spero che piaccia. Sono il regista, nonché l'attore principale di questa commedia che rappresenteremo. E se capitasse a Tia, e se capitasse a Tia, ascoltate mia, è meglio se non capita, perché quando capita, lo vedrete che cosa capiterà, quando chi verrà a vederlo. Parliamo del cast? Sono diversi gli attori, uno fra i principali c'è Gero Ferlisi, c'è Silvia Butticè, Maria Fandauzzo, Luana Gallo, Leandro Lovasco e Maurizio Lucera, tutti giovani, meno giovani, ma volenterosi e bravi. Dove riproporrete questo spettacolo? A Costa Bianca di Realmonte, giorno 6, intorno alle 21:30. Quindi vi invitiamo a venire e se vi piacerà lo spettacolo, ad applaudirci. Maria Fantauzzo, attrice, parliamo della commedia, anche della tua parte, che farai? Io sono la moglie del fratello, quindi la cognata del sindaco. Io condivido le idee di mio marito, un po' retrograde, però nel mondo in cui vivevamo, voglio dire, ci stava benissimo. È tutta una commedia molto divertente, veramente venite e vi divertirete, questo è più che sicuro. Ora qui c'è l'altra mia cognata, questa è Nubile, che ha la sua storia. Io interpreto la sorella del protagonista principale, che poverina è caduta inciampata in un inconveniente e il fratello ne vuole conto e soddisfazione. Venite numerosi, vi divertirete, sicuramente sarà una bella serata. Dopo questo periodaccio è bello stare fuori e condividere un attimo di allegria e di serenità.